Allo stadio Manzo di Alba nel Cuneese si affrontano l'Alba di mister Viassi e il Ligorna di mister Lunardon. Da un lato i biancazzurri, noni a 49 punti, sono reduci dalla vittoria contro il Città di Varese e dal pari contro la Fezzanese. Dall'altra parte i piemontesi, 18esimi a quota 30 punti, sono reduci dalle sconfitte contro Reggio Ticino e Città di Varese. Al quinto la prima occasione della sfida con Janken che si invola ma Corci respinge basso e salva la porta. Dopo un minuto al sesto sono invece i biancazzurri a colpire con la rete di Miracoli di destro dal cuore dell'area, vantaggio per i ligornini, a segno con il loro bomber, rivediamo il replay. Al 19esimo ancora Miracoli con il mancino da fuori ma il portiere blocca abbastanza agilmente. Al 21esimo arriva il raddoppio di Genovesi sempre con il bomber ex Genoa il quale scatta sul filo del fuorigioco, entra in area e batte per la seconda volta il portiere. Raddoppio ligornino in Piemonte con festa sotto il settore biancazzurro, rivediamo le immagini dell'azione. Non accade più nulla fino al 45esimo quando la sfida sembra infatti indirizzata verso lo 0-2, ci pensa Giraudo ad accorciare sotto porta battendo Corci dal cuore dell'area, rivediamo le immagini. Si fa così a riposo sull'1-2. Si riparte e al 50esimo il Ligorna rischia il tris con questa botta di collo esterno di Licco su assist da sinistra di Rimondo, ma la palla termina alta. Al 67esimo ancora Licco, il quale sfrutta una disattenzione difensiva e per poco non segna la rete dell'1-3. Al 76esimo si fa vivo l'Alba con questa conclusione velleitaria di Giraudo che però termina alta sopra Corci. Al 90esimo invece Paolo Scanapieco a involarsi box to box con la conclusione che viene però respinta dall'estremo difensore. Questa è l'ultima occasione della sfida, gioco partita incontro a Ligorna.